Nel settore del turismo veneto serpeggia il malumore per la decisione del ministro dell'Interno che ha aperto alla possibilità di recarsi all'estero nei paesi aperti al turismo, seguendo sempre il protocollo sanitario dell'autocertificazione e del test molecolare eugenico all'arrivo o al rientro. Tali spostamenti sono possibili anche nelle zone rosse, soggette a limitazioni per raggiungere l'aeroporto e imbarcarsi per queste destinazioni. Una decisione che le imprese del turismo del litorale hanno visto come uno schiaffo morale per chi da molti mesi lotta ormai per non chiudere l'attività. Credo che il governo abbia preso una gran cantonata con questo provvedimento, mi auguro e auspico e li invito a prendere provvedimenti quanto prima, che è quello che hanno fatto in realtà in Germania, probabilmente consci e consapevoli di quello che stava avvenendo, aprendo appunto dalla Pasqua in poi. Nel frattempo, con l'inverno che ormai ha lasciato il posto alla primavera, le imprese del ricettivo tentano di ipotizzare possibili date di avvio per la stagione. C'è bisogno anche di un periodo di presa di fiducia dal momento in cui si potrà dire alla gente di viaggiare tranquillamente, quindi è chiaro che dal momento della comunicazione la gente non si riverserà nelle località turistiche, c'è bisogno di una fase di ripresa appunto della fiducia. Ragionevolmente direi che quantomeno dobbiamo auspicare di poter partire dalla metà di maggio, se non prima. A smuovere l'interesse poi dei turisti stranieri, che rappresentano una buona percentuale delle presenze sulla costa, potrebbe arrivare anche dalle parole del governatore Luca Zaia, che ha ipotizzato per giugno il termine della vaccinazione per tutti i veneti, un segnale di fiducia da veicolare verso gli ospiti esteri. Ma dirò di più, oltre ai veneti, parole del governatore, so che il nostro presidente Schiavon di Federalberghi Veneto ci sta lavorando, oltre ai residenti e ai veneti saranno vaccinati probabilmente anche i collaboratori delle nostre imprese, quindi non sempre veneti doc, e questo servirà a dare garanzie e tutele agli ospiti delle località dei paesi internazionali che vorranno frequentare le nostre località appunto, e quello sarà un passaggio fondamentale che mi auguro arrivi anche prima di giugno. Per Jesolo sarà una stagione importante sulla quale iniziare la ripresa post-Covid e anche considerando l'organizzazione del prossimo G20 delle spiagge, il presidente Maschio auspica il coinvolgimento del ministro al turismo. Credo che potrà essere senz'altro un invito che gli andrà rivolto, anzi direi che sarà necessario che lo accetti anche forse per rendersi conto delle difficoltà del comparto. Mi auguro che il prossimo G20, che verrà organizzato dalla nostra amministrazione comunale in accordo con le altre località, possa toccare temi molto cari alle aziende, slegarsi un po' da un aspetto spesso fin troppo politico, ma che guardi un po' al mondo dell'impresa e non solo appunto quello della politica.